Buongiorno Giorgia. Buongiorno. Eccoci, buongiorno, visto che io poco fa non mi sono fatta vedere. Oggi è una di quelle giornate in cui 90% di umidità. sì, in cui io mi lamenterò del caldo di quante ore è fatta una giornata. Stiamo facendo 2 passi e poi Stiamo andando a Calafuili, Fuili. però niente mare, facciamo una passeggiata. Oh, guarda, c'è il 4G a pieno. E poi ci spostiamo alla ricerca della rete. Porca miseria. Prima andiamo a Calagonone, A scaricare. carico e scarico. E poi, vediamo, dobbiamo vedere su internet qualcosa. Sì, ma- poi ci fermiamo un attimo in un posto per prendere, Wow, cerchiamo guarda che bello. di capire. Anche perché non riesco a pubblicare i video. Ne ho 2 montati che non riesco a pubblicare perché non prende, quindi a parte che questi li vedrete un po' in ritardo, ma vabbè, va, ciao. Guardate questo che meglio. Questo è Calafuili. Adesso non ci ricordiamo bene se da qua o vabbè da Beh, là. vedi, da lì Da là. la gente che inizia il sì. sentiero per Calaluna. Sì, inizia a sentire. Noi l'abbiamo fatto Calaluna l'anno scorso a settembre. Mhm. 3 ore più o meno, bello. Lo rifaremo Sì, sicuramente, ma questa zona è tutta da più avanti perché comunque fare. ci manca Calasisina e Calamariolo, che Calamariolo da sole non so, la sconsigliano se non in come si chiama? Con le guide. Quindi Sì, ci sono dei tratti un po'. Calagorizia l'abbiamo fatta 2 anni fa, però le faremo tutte quelle. Sì, po' più avanti. Piriola, Calà, Tutte le calette, sì. Sisine. Tutti i trekking li faremo più avanti. Ma più di fresco. Sì, quando c'è meno gente. Anche oggi la Giorgia si diverte nei tornanti andando a Orzulei. Allora, stiamo andando sì da Calagonone a Urzulei. Allora, a Calagonone lo scarico non ce l'hanno fatto fare perché era solo per i clienti del camping. Non ti arrabbiare. No. E quindi andiamo a Orzulei, che c'è un altro camping, però fanno anche solo carico e scarico. Sì, un po' prima di Urzulei. Godiamo di questo paesaggio. Lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Mi apri? Ecco. Posizione strategica qui prende, quindi stiamo facendo tutto quello che abbiamo fatto in questi giorni, montando video. Adesso mangiamo qualcosa e poi rimaniamo qua e continuiamo a fare i lavori al computer e poi decidiamo. Buonasera. Oggi giornata di pulizie per me, pulizia del camper. Francesca ha lavorato al computer montando video e adesso siamo qua in questo piccolo parcheggio con una bella fontana e facciamo un piccolo bucato. Mi sto congelando le mani, è fredda quest'acqua, eppure potabile. Buonasera. E comunque i telefoni qua già non prendono più. Abbiamo approfittato della fontana di acqua gelata per fare un po' di bucato e abbiamo inventato questo stendino con la ventosa della GoPro, che per ora non è stata utilizzata per la GoPro, ma questo utilizzo è perfetta. Guardate che belli, ci ha portato un signore dei fichi, che carino. Si è affacciato un attimo al van e ci ha detto: volete dei fighi? Non abbiamo detto ovviamente sì. La gentilezza sarda, vero Fra? Intanto Francesca prepara le patate. Cucina, come al solito. Bravo. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Send it right. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo lasciato lo spottino dove abbiamo passato la notte e siamo salite verso il supramonte di Urzulei, però non c'è neanche un posto all'ombra E fa caldo. continua a fare un caldo bestiale, quindi stiamo scendendo nuovamente dal supramonte, scendiamo ancora giù nella Sardegna e stiamo raggiungendo Villa Grande Strisaili. Più o meno la zona è quella. Vabbè, la zona è quella. Vabbè, costeggiamo un bel paesaggio comunque, quindi. If I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored and kill it? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me. Ecco, siamo arrivati quasi a Villa Grande Strisaili. Abbiamo visto il cartello delle piscine Baumela e noi le abbiamo viste l'anno scorso. Quando era? Sì. Quindi adesso scendiamo a vederle. Naturalmente il van è parcheggiato laggiù. Facciamo i chilometri a piedi perché è una stradina più giù, è un po' stretta, quindi non... Era stretta per Jimmy l'anno scorso, quindi esatto. per venire ci ha fatto fare tutta una strada interna, Bellissima. quindi siamo passati all'interno di Talana, Sì. bellissimi paesaggi.
tutta Bocche. curve, animali al pascolo, liberi. Un anno fa erano molto più belle. L'acqua era limpida, verde smeraldo, erano particolari. Eppure il periodo era questo. C'era anche meno gente di quella che c'è oggi. Vabbè, magari metto le foto quando monto il video, perché così non rendono granché. Vabbè, pazienza. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Torniamo al van e proseguiamo.